Qui siamo a Palermo, al Museo Archeologico Salinas, che è stato riaperto in occasione della mostra del rientro del tesoro di Morgantina. Qui abbiamo delle opere del Neolitico finale, cioè antica età del bronzo, 2200-1900 a.C. Quindi siamo 1200 anni prima dell'arrivo dei Greci in Sicilia. Qui siamo in antica età del bronzo, 2500-2200, a Grotte Pizzo, Chiarastella, Villa Frati, Palermo. Qui siamo a Marceta, Castelvetrano, Neolitico finale, antica età del bronzo, 2200-1900 a.C., 1200 anni prima dell'arrivo dei Greci. Si può notare la raffinatezza delle forme e la precisione della circonferenza dei pezzi. Secondo l'archeologia ufficiale, il tornio è stato creato dai Micenei intorno al 1500 a.C., mentre qui siamo 500 anni prima, 5 secoli prima. Quindi queste opere dovrebbero essere state fatte senza tornio. Qui siamo nella colonna di Partanna, Trapani, antica età del bronzo, 2000-1900 a.C. Qui siamo a Cave di Monserrato, Agrigento, Gerasicolo, Palermo, Cammarata, Agrigento, Campobello di Mazzara, Trapani, Castelluccio, Siracusa. In questo paquete abbiamo elementi simili che vengono da ben 5 province diverse della Sicilia. Età del bronzo, 2000-1900 a.C. Castellucci, vasi nello stile di Castellucci. Notare i manici. Questa è necropoli di Nara ad Agrigento. Necropoli di Nara, antica età del bronzo, 2000-1900 a.C.
Secondo gli archeologi questo pezzo è fatto senza il tornio. Ustica, villaggio dei faraglioni di Ustica, villaggio Pantelleria, villaggio Mursia.